Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Enrico Guarneri. Grazie di essere qua, benvenuto. Dovrei dire forse Litterio Scalisi, non lo so. No, beh, quello è un personaggio meraviglioso alla quale ho dato vita, non esisteva, io l'ho fatto nascere. Fantastico. Litterio Scalisi per fare rima con Paisi. Paisi. Invece Enrico Guarneri che debutterà fra pochissimo aprendo la nuova stagione del teatro ABC con La roba di Giovanni Verga, un classico importantissimo. Che date abbiamo? Abbiamo già un manifesto, sì, 5, 6, 11, 12, 13 di novembre. Tu che sei? Mazzarò? Sì, Don Mazzarò, e la barba che vedete è dovuta a questo, perché questo vecchio contadino rude, una pietra, quindi figuriamoci se pensa a curarsi, pensa solo alla roba, a lavorare e a far sì che tutto continui così come lui da anni e anni e anni. La ricchezza, sì, no? Sì, la ricchezza, che poi è un personaggio molto strano, molto contorto il suo ragionamento. Ci sono molti momenti dello spettacolo in cui lui dice: a me il denaro non mi importa, il denaro sonante non mi importa, a me importa la roba. Quindi se il denaro è il mezzo per arrivare e mantenere soprattutto la roba, allora va bene. La regia è di Guglielmo Ferro, che conosciamo tutti, che è stato ospite anche del personaggio della domenica. Le date che stiamo vedendo sono non tutte di Catania, ce ne sono le prime due. Le prime due, no, 29 e 30 di ottobre apriamo a Modica, e poi le date che hai detto prima. 5, 6, 11, 12 e 13 novembre, Catania. Benissimo. E questo è l'inizio di una stagione nuova del Teatro ABC che ha veramente una stagione prestigiosa. Prestigiosissima, certo. Io credo che sia la più importante, prestigiosa rassegna teatrale della Sicilia. Sicuramente non c'è un cartellone pari, parlando di prosa e di teatro impegnato e leggero pure. Silvio Orlando, per fare alcuni nomi di quelli più conosciuti. Come no? La Desio, Giuliana, Izzo, Biagio Izzo, Enrico Guarneri. Onestamente, con un pubblico che è ritornato dopo i guai che abbiamo avuto in questi anni, vissuto, no? Sì, adesso abbiamo recuperato già lo stesso numero di abbonati e è superato addirittura. Fantastico. Dunque, parliamo un pochino di Enrico Guarneri. Ancora vivi a San Giovanni della Punta, sempre là? Come fai a saperlo? Bellissima San Giovanni della Punta. Io ci sono andato 100 volte per salire sull'Etna, si passa da lì. San Giovanni della Punta. Sì. Una volta mi diceva un vecchio catanese che per chi appunto catanese volesse la domenica fare una passeggiata, magari per andare a pigliare un gelato, una cosa, le tappe obbligatorie in base alla disponibilità di tempo erano 3. Era San Giovanni la Punta, non dico il bar, potrei anche dirlo. Sì, ma lo immagino. Ce l'ho presente. Perché non esiste più questo bar. Non c'è più. La seconda tappa era Via Grande, se aveva ancora un po' più di tempo, oppure Zafferana, infine Zafferana. Fantastico. Ma perché hai deciso di non lasciare mai San Giovanni della Punta, di non trasferirti, non so, in città più grandi, da Catania fino anche a Roma, a Milano? No, io sono un siciliano mai pentito, quindi sto benissimo in Sicilia. Poi mia moglie è di San Giovanni la Punta, quindi era il suo sogno. Abbiamo trovato casa nella stessa strada dove mia moglie è cresciuta, nata e cresciuta, quindi figurati. E lei ci sta seguendo magari, no? Sì, certo, sicuramente. La salutiamo, idealmente la salutiamo. Senti, ma come nasce Litterio Scalisi? La storia è un po' lunga. Io facevo teatro, mi occupavo solo di teatro e lavoravo, perché col teatro di arte non si vive, di arte si muore. E allora avevo questo sogno nel cassetto di poter sopravvivere facendo solo l'attore. E quindi al produttore dell'epoca io gli chiesi se lui poteva garantirmi in qualche modo, visto che già avevo un seguito come attore di teatro però amatoriale, ecco, era poco più che amatoriale, ecco. E lui mi disse: ma come faccio? Magari se tu ti inventassi uno spettacolo da solo, un soliloquio, un monologo, diventerebbe anche più facile gestirlo economicamente. Allora mi misi di gran buona volontà e inventai uno spettacolo dove la parte del leone
la faceva questo personaggio di Litterio. Fantastico. Che mi inventai, magari spronato involontariamente da amici d'infanzia che parlavano con questo modo di... ecco. ecco. E lo spettacolo andò molto bene, molto bene. Fui premiato partecipando al Polifemo d'Argento una sera d'estate, e c'era un grande parterre, presentava la serata Salvo la Rosa e c'era un gran bel parterre e io feci una piccola esibizione che ebbe grande successo. Alla luce di questo successo mi fu chiesto da Salvo la Rosa se volevo venire qui dentro, qui dentro, volevo venire ad Antenna Sicilia. Salvo gestiva uno spettacolo, una trasmissione che si chiamava Insieme, e da quel momento poi tutto il resto è storia. E poi è diventata Casa Litterio e poi anche il Festival della Nuova Canzone Siciliana. Sì. Beh, perché esaurita una prima fase di Litterio che durò, non so, 2, 3, 4 anni, poi mi inventai Casa Litterio ispirandomi alla celeberrima Casa Vianello. Ecco, e anche quella ebbe un grande successo, fu una stagione meravigliosa. Proviamo a rivedere qualcosa insieme, magari lo commentiamo oppure se no ascoltiamo e guardiamo insieme. Vediamo, forse il discorso politico, le Bonitas, oppure ce ne abbiamo ancora altri, vediamo. Magari nel paese ora stanno potenziando tutto il paese, tutto il sindaco a Via Marsala ha intitolato Via Marsala all'uovo, tutto più... Io pensavo che stessero sistemando i servizi pubblici, anche tutte le fognature nuove, si stanno mettendo i cabine telefoniche, di fronte a mia casa stanno scavando col martelletto, non si sente niente. Io una sera, finita la trasmissione, mi ritiro a casa, mia moglie crocifissa con questo rumore, non può dormire, io ci accattai i tappi, quelli che si mettono nelle orecchie. Perciò io abito in una casa antica, c'è un porticato di ferro grande, e se dopo lì a qualcosa che c'è la testa di un famoso storico senatore romano, Cassio. Questo Cesare, Cassio, questi erano famosi. Perciò io mi ritiro, siccome mi avevo scordato i chiavi... Stii attento perché temo che stiamo arrivando là, Come si chiamava questo? Cassio. E che cos'era quella? Una? La testa c'era sua, una uccola, che poi si piglia. Sì. Siamo a mezzo di stasi. No, non siamo a mezzo di stasi, in mezzo a persone intelligenti che hanno capito dove lei vuole andare a parare fra qualche istante. Comunque ci vada, si rovini con le sue mani. Siccome arrivai a casa che era mezzanotte passata, e Crocifissa dormiva profondamente nel sonno, russava, che già il fatto che non si rusbiglia col suo stesso russare già è un miracolo. I tappi aveva voglia che topoliava, io tappava da testa di Cassio, Ecco, ridete, applaudite, ci siamo arrivati. L'ha detto con la citazione di Salvo La Rosa. Approfittiamo per salutare l'amico Salvo, naturalmente, che è stato bravissimo come spalla, vero? Sì, e continua a esserlo, perché un po' giriamo per lungo e per largo la Sicilia, soprattutto d'estate, ma non solo, e quindi ormai siamo una coppia di fatto. Ma bellissimo questo personaggio che ti sei inventato. Perché vedi, mantiene la innocenza e la purezza di un bambino, ecco, a volte come se fosse un dodicenne, a volte come se fosse un dodicenne però un po' malizioso. Però sempre con la testa di un bambino, di un le giovane. battutacce, quelli di Piccinini, no? Bravo. Senti, poi ci sono le Bonitas, non so se riusciamo a vedere questo, perché era molto divertente. Abbiamo cercato un po' di materiale di repertorio e abbiamo trovato questo dove parlavate delle Bonitas, che poi si rivelano sorpresa. Vediamo un attimo. Io so che lei ci è rimasto male. Sì, dobbiamo ancora iniziare, già lei è affranto. Lei è un po' affranto? Passare, signor La Rosa. Lei è affranto? Io sono come? Dico, scusi, io le chiedo, lei è affranto? Io sono dell'84, signor K. E sono qua perché devo fare la serata. La sera ci deve raccontare le avventure. Però dico, avermi visto, mi ha visto che ero in mezzo alle Bonitas? Signor La Rosa, ho visto passare 4 ragazze che mi hanno... Com'erano? 4 statue. È vero, cubane. Ma chi erano? Cubane sono. Cubane? Sì.
E come si chiamano? Sono le Bonitas. Bonitas, Bononas, sono Bonitas. Senta, vuole fare il rito propiziatorio anche lei, se ci stanno le Bonitas? Io non lo so perché non era preparato. Ah, li chiama? Le vogliamo chiamare? Veramente allora, mi vergogno un po'. Lo so. Lei viene da paesi, è un ragazzo buono, insomma, di borgata. Facciamole entrare se vengono, io non lo so. Bonitas, potete entrare per favore? Bonitas, vi prego. Entrate? Arrivano? Ci sono? Se ne pentero, signora Rosa. Ah, eccole. Facciamo il rito propiziatorio. Signora Rosa? Sì. Che sbagliavo soggetto lei, che c'entra qua io? Scusi, lei mi ha detto... Sì. Ci sono rimasto male perché le Bonitas le hanno fatte. Sì, ma sai, molte cose, anzi ti devo dire che quasi tutte nascevano a braccio lì al momento. Improvvisavate? Improvvisavamo parecchio, probabilmente questa scelta di far entrare i ragazzi fu un'idea che ci venne lì al momento e poi scopri che se c'è affiatamento le cose inventate così al momento sono quelle più efficaci. Se c'è affiatamento e non squadrature, perché sennò altrimenti... Però sono belle queste cose. È vero, è vero. Sì, sì. Senti, e poi abbiamo ancora abbiamo un altro pezzetto con Salvo La Rosa che ci fa involontariamente da spalla. Oggi ne approfittiamo, lo salutiamo ancora perché è sempre bravissimo. Vediamo ancora. Allora, Litterio Dell'Europa, sì, dell'Italia, da Sicilia a Catania, dove paesi. Dappertutto. Quindi o ne furiamoci su problemi. Problemi gravi. Gravi. Quali posso risolvere io? Quelli del paese. Quelli del paese, quelli del mondo, insomma, ci pensano gli altri. Sì. Carissimo e anche di più, signora Rosa. E anche di più, grazie. Vengo con questa mia, sì, che spero intanto la trovi bene di salute, così come posso dirci di me, che oggi lei si trova davanti, ed è giusto, all'uomo giusto, al momento giusto, al posto giusto, giusto. Forse mi stavo candidando. Qui eri in veste da candidato politico. Forse sì. Sai, molte di queste cose io non le ricordo neanche. Perché, naturalmente, avendone fatte tantissime come tutti, certo, non è che uno si può ricordare tutto. Però era bella, questa era la lettera rivolta, diciamo, agli elettori. Sì, per dire se io sono l'uomo giusto, la persona... Non è cambiato molto, Non ha fatto soltanto televisione con Salvo La Rosa a Casa Litterio, ma sei andato a teatro per tanti anni in giro per la Sicilia facendo sia parti comiche che parti drammatiche. Anche per l'Italia, ormai siamo da anni in tournée nazionale. Che bello. Certo. Senti, un'immagine che vogliamo rivedere è quella dell'aria del continente, che è famosissima. Certo. Questa la vediamo soltanto come immagine, intanto ci parliamo sopra, perché è bellissima sta cosa. Ecco, questa è quella che incanta, diciamo, il protagonista, che poi alla fine è di Carrapipi, no? Val Guarnera. Val Guarnera, caro Pepe, detto Carrapipi. Bellissimo qua, guarda, ecco. Hai visto lui che è convinto di aver trovato la donna, l'angelo del focolare, la donna per tutta la vita, e invece poi scopre che, a parte i tradimenti, lo tradiva di già, ma aveva mentito, insomma, a 360 gradi, un po' su tutto e su tutti. Bellissimo. Ecco. Poi c'è anche, abbiamo detto teatro nazionale, teatro regionale, e al cinema anche, hai fatto vari film, per esempio Natale con il boss, dove forse ti si vede, noi abbiamo un trailer che non so se ti si vede per intero o in una scena. Comunque questo per dire, il cinema ti alletta ancora, ti continua... Sì, ma il cinema, così come anche il teatro, bisogna fare un distinguo, perché c'è quello di serie A, di serie B e di serie C, quindi sicuramente il cinema di serie A chi? Qui abbiamo visto Lillo, Greg, altri personaggi ancora. Sì. Esatto, questo è il boss. Natale con il boss, vedi? Natale col boss, sì. Sono due chirurghi che sbagliano clamorosamente. Possono sbagliare. E c'è un'altra clip sempre da Natale con il boss dove ti si vede bene, così puoi commentare meglio le immagini. Perché... Ci impiegammo una mezz'oretta per fare questa scena perché si mettevano a ridere tutti. Paolo Ruffini? Ruffini adesso non ricordo,
l'altro come si chiama? E ridevate mentre È giravate? dovuto intervenire con modi bruschi addirittura il regista. Grandioso. Sì. Ecco, e lì eri un poliziotto che fingeva di fare il boss, Era un commissario corrotto a servizio del boss. E quando loro parlano della talpa, c'è una talpa infiltrata, io tremo perché non sappiamo che è il tizio col berrettino di merda. Uno dei due ero io di spalle, per cui non mi riconosco. Eccoli qua, i tuoi partner. Sì, sì, Poi hai fatto altri film con Lillo e Grega ancora, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Natale a Londra, è vero? Dio salvi la regina. E poi ultimamente ti vediamo ancora in Montalbano. Sì, Su Rai 1. Il questore, il nuovo questore. Il nuovo questore, l'ho interpretato io in una delle ultime puntate. Adesso non so se si riprenderà. Quindi se ci sarà ancora in qualche altra puntata il questore, quello sarò io. E ti ha fatto piacere, naturalmente. Certo, come no. Certo. Insomma, Montalbano è uno spaccato della storia siciliana, del mondo della letteratura, dello spettacolo, serie legate a Camilleri, quindi cose molto importanti. Insomma. Senti, come ti trovi, come trovi cambiata la Sicilia in questi anni? E la trovo cambiata, sì, la trovo cambiata. Purtroppo, per quello che è la mia prospettiva, ritengo un po' in peggio. Voglio dire, chi ha un'immagine della Sicilia degli anni 70, degli anni 80, era un'altra cosa. Molte speranze, crescita, sviluppo, la zona industriale, la Milano del Sud. Oggi invece siamo un po', credo, il fanalino di coda o quasi delle regioni. Eppure l'attrattiva della Sicilia rimane integra, c'è un sacco di turisti stranieri, tantissimi, anche quest'anno abbiamo battuto tutti i record. Tutti i record, potrebbe fare ancora più rabbia, perché significa che il turismo potrebbe diventare, non dico l'unica, ma il traino di tutte quelle attività che poi porterebbero benessere economico. E forse c'è anche una ripresa nella Etna Valle, ora si chiama, nella zona industriale, dove dovrebbero esserci una serie di investimenti di queste multinazionali e di elettronica soprattutto, che potrebbero portare al lavoro, anzi così è previsto. Siamo un po' lontani, diciamo, da quello che è il centro, il cuore pulsante dell'economia europea, che è il centro Europa e la Germania. Siamo un po' distanti, quindi ci vorrebbe una piccola Germania in Africa. Allora siamo vicini e magari... Senti, sei social? Come no, non sono. Ti vedo col telefonino però. Sì, perché telefono, ricevo telefonate, però so fare WhatsApp. Mando WhatsApp. Ti spingi fino a WhatsApp, non oltre? È pazzesco. Niente Instagram, né Facebook. Instagram né Facebook, perché non sono avvezzo, non sono abituato. Poi a me spaventa un po' il cortile, il chiacchiericcio, quindi quando poi può diventare mediatico, quando può diventare... Sì, ma è così proprio, è fondamentalmente quello. Mi scando, non ci posso fare nulla, ho paura. Io anche quando sono dal barbiere, che aspetto il mio turno, cerco di intromettermi il meno possibile nei discorsi. Si parte dallo sport, perché il salone da barba è come il bar, no? Com'è? Un bar in un piccolo paese dove magari c'è un solo bar nel centro, quel bar è le Camere riunite, il Senato, il Parlamento, la domenica sportiva, là si discute, e devo dire, mi è capitato, non so se ho il tempo per raccontarlo, sì, come no? Una volta in bicicletta arrivai in un paese piccolino dove c'era questo solo bar, entrai e stavano animatamente discutendo di politica. Perciò io il caffè lo piglio amaro. Ordinai il caffè e però sentivo, parlavano male dei nostri politici, aggiungendo al fatto che non sempre sono onesti, aggiungevano anche il fatto che sono scarsi. Se è vero che sei in un momento di pentimento, un rigurgito sociale, volessero fare qualcosa, non saprebbero neanche di dove mettere mani, da dove cominciare. E uno diceva, perché dice, non è che non ce l'avrei la soluzione per risolvere i problemi della Sicilia. Nel frattempo mi portano il caffè. Io ero in piedi
io lo piglio amaro, però la discussione mi interessava, non volevo, e allora per perdere tempo ci misi il zucchero e cominciai a girare e ascoltavo. E un altro dice, Picchio, tu che cosa faresti per risolvere i problemi della Sicilia? E quello dice, io approfittando del nostro statuto speciale farei un referendum per staccarci dal resto dell'Italia, con statuto speciale. L'indomani del referendum, perché tutti si vogliono staccare dall'Italia, perché storicamente ce l'hanno con il governo, ce l'hanno con la centralità, dalla unificazione d'Italia, insomma. Subito l'indomani che facessi una cosa, comprerei un 200 mini cicciola, sai, le bombette, che legate, che cose. Ministro a Siconella e i biassi da davanti, succede allarme a Washington, arriva la notizia, attentato terroristico nella base missilistica di Siconella, mi dichiarano subito guerra. Noi perdiamo questa guerra e loro ci occupano e diventiamo americani. E io mettevo zucchero, spunta uno di quelli che ascoltava, dice se vinciamo, dice noi perdiamo, ci occupano e uno ci fa e se vinciamo, finisce qui. Grandissimo Enrico Guarneri, che rivedremo con la roba a Teatro ABC a Catania i primi di novembre e con un'anticipazione a fine mese a Modica. A Modica, sì, l'apertura sarà lì a Modica, ma è una cosa usuale che facciamo sempre proprio per vedere se lo spettacolo, insomma, è perfetto. Grazie, in bocca al lupo e complimenti. Grazie all'emittente, grazie a voi tutti.